Siamo partiti da Bologna, arrivati a Livorno, ripartiamo per Olbia. La mattina dopo un simpaticissimo gabbiano ci indica che siamo nell'ingresso del porto di Olbia. In queste boe colorate sono attaccate le cozze. Finalmente sbarchiamo e ci dirigiamo verso il Golfo di Orosei. E così passiamo da una nave grande a un battello molto più piccolo. La direzione è Calabriola. Siamo nel Golfo di Orosei. E così per qualche minuto sono diventato il comandante di questo battello. Ma state tranquilli, il comandante è lì che mi osserva. Mi raccomando, quando arrivate a Calagonnone, imbarcatevi su battello che si chiama Turcali. Un simpaticissimo comandante vi porterà a visitare le più belle spiagge che ci sono nel Golfo di Orosei. Questo mare non ha bisogno di commenti. Dalle grotte abbiamo capito che ci troviamo vicino alla spiaggia più famosa d'Europa, Cala Luna. Quello che vediamo in quell'anfratto di quella roccia è un nido di aquile. La nostra prima tappa è Calabriola. Un tuffo in questo mare cristallino era proprio quello che ci voleva.
Il giorno dopo decido di fare 2 passapiedi lungo la costa del Golfo di Rosei. Qui ci troviamo a Calafuili. In questa bellissima finestra sul mare di solito ci sono degli scalatori che si arrampicano lungo quelle pareti Questa scogliera è ricca di pesci, in particolare polipi e murene, che proprio ieri ho avuto la fortuna di prendere un paio, però vedo che oggi non è andata tanto bene. Per oggi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo filmato.